14 ori nazionali e regionali, un titolo nazionale ed uno regionale a squadre, 9 record italiani infranti quest'anno, ai quali si aggiunge l'argento individuale di Matteo Furlan, il bronzo mondiale a squadre in Ungheria con la pallanuoto e 2 titoli individuali di Alessandro Fabian. Questo è il prestigioso palmarès del team della Padova Nuoto, che ha festeggiato i suoi campioni nella splendida cornice della Fornaci Carotta, riempita di atleti, dirigenti, allenatori, preparatori e dei direttori degli impianti del grande team, nella mega festa della storica Padova Nuoto. A dare maggiore risalto a questo evento è arrivato anche Domenico Fioravanti, il supercampione novarese con la sua stellare carriera, culminata con i 2 ori conseguiti nei 100 e 200 rana a Sydney nel 2000, nonché testimonial ufficiale della Federazione Nuoto, che ha fatto la storia del nuoto italiano. È sempre un piacere poter intervenire in occasioni come queste perché credo che sia una responsabilità mia e dei ragazzi come me, ex atleti, quella di promuovere il più possibile questo sport e far capire i valori corretti ai più giovani e spronarli per non mollare mai, anche perché purtroppo le difficoltà ci sono e molti ragazzi smettono prematuramente e questo è un peccato perché comunque al di là che è uno sport che fa molto bene per il corpo, fa anche molto bene a livello psicologico e bisogna sempre lottare per superare i propri limiti. Se poi questo ti porta a dei traguardi importanti ancora meglio, ma anzitutto cercare sempre di raggiungere i propri limiti. Un grande appuntamento per i 300 tesserati della Padova Nuoto e con tantissimi giovani leve e campioni per celebrare gli innumerevoli successi di un'annata ricca di soddisfazioni e per guardare al futuro, nell'annunciare le novità in campo natatorio, ma anche nel prefissare gli obiettivi per la prossima stagione della società che gestisce con sempre più successo gli impianti natatori della Paltana, nei settori nuoto, nuoto master, nuoto sincronizzato, pallanuoto, pentathlon, salvamento e che presto avrà anche una novità, una squadra di pallanuoto femminile. Una grande festa sotto la guida del neopresidente del consiglio d'amministrazione della società padovana Federico Gross. Padova Nuoto è una società storica del nuoto triveneto e italiano, da qualche anno è attiva su tutti i teatri agonistici perché promuove contemporaneamente il nuoto, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto per salvamento e il pentathlon, quindi credo sia una assoluta eccezione nel panorama sportivo di questi tempi dove la crisi ha inciso pesantemente. I risultati agonistici sono il frutto del grande lavoro svolto alla base nella nostra scuola nuoto e sono senz'altro da ascrivere alle famiglie che si impegnano per portare i ragazzi in piscina e alle decine di istruttori che a bordo vasca si impegnano tutti i giorni per farli crescere in maniera positiva sia dal punto di vista personale che dal punto di vista sportivo. Tantissime le autorità presenti alla grande festa, da Mario Taglia Senior, presidente del team padovano, a Roberto Cognonato, presidente della FIN del Veneto, a Diego Bonavina, assessore allo sport del comune di Padova, al presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, con loro anche un atleta del pianeta paralimpico, Francesco Bettella, doppio argento di Rio 2016 nel nuoto. Sono felicissimo di essere qui perché questa è una società storica, Padova, è una società che opera dal basso, nel senso che raccoglie tanti ragazzi, raccoglie tanti atleti. Hanno la fortuna e la bravura di aver costruito negli anni una rete di allenatori importantissimi e i risultati si vedono perché ripeto, c'è un movimento di base fondamentale e nella stessa società ci sono degli atleti che hanno raggiunto dei risultati straordinari, quindi questo è un grande vanto per Padova, è un grande vanto ovviamente per la Padova Nuoto, tutto questo all'insegna di Gianni Gross che secondo me rimane uno dei personaggi più importanti nello sport di Padova ma nello sport nazionale e quindi è stato bello oggi ricordarlo, è stato bello che tutti questi atleti sanno da dove vengono e sanno soprattutto dove vogliono arrivare, questa è una cosa molto bella. Bello vedere questa sala piena di ragazzi e ragazze che si dedicano a uno sport molto impegnativo come quello del nuoto, ma che sono felici, contenti, stanno assieme, fanno squadra, parlano e frequentano ambienti sani. Credo che questo è un messaggio che dobbiamo mandare al futuro. Dobbiamo certamente, come dico sempre, portare via dalle strade i ragazzi e solo attraverso lo sport
riusciamo a recuperarli. Io credo che chi è bravo poi nello sport è bravo anche a scuola, quindi un messaggio alla scuola che recuperi il rapporto con lo sport in maniera più incisiva, perché noi ci mettiamo a disposizione, perché vorremmo salvare questa generazione che è attratta da 1000 richiami che non vanno bene, e noi siamo qui disponibili. È bello poi vedere questo esercito di volontari che si impegnano col proprio tempo, con la propria personalità, col proprio impegno, i genitori, i nonni, per portare questi ragazzi a stare in ambienti sani. L'immancabile foto finale con tutti i premiati ha spento i riflettori sulla grande festa della società padovana, che tanti allori ha conquistato in campo nazionale, internazionale e mondiale, che sarà ancora una volta una delle protagoniste anche per la prossima stagione natatoria della Padova Nuoto.